Rientriamo nella seconda parte del nostro TG Sicilia, apriamo la pagina dello sport, vigilia di match domani a Crotone per il Catania. Il tecnico William Viali pensa di schierare dal primo minuto alcuni calciatori lasciati fuori nelle ultime partite. Sentiamo Marco Carli. Coraggio quando si attacca e quando si difende. La richiesta di Viali per la partita di Crotone è legata a quanto visto col Picerno, una partita che ha insegnato più di altre, dice il tecnico. Le distanze, la capacità di recuperare il pallone velocemente, cosa che era riuscita meglio con Latina e in parte con il Casarano e che ha lasciato a desiderare con i Lucani. Idee chiare, sempre a detta del tecnico, e voglia di proseguire sulla linea tracciata dell'elasticità in fase di costruzione rispetto a quella di non possesso, con qualche cambio di interpreti, magari con il rilancio di Quaini, Pieraccini e Donnarumma, con il ritorno di Forte che deve acquisire minutaggio. Coraggio perché serve in questa fase e serve con il Crotone, squadra che in una stagione difficile con l'amministrazione giudiziaria è rimasta comunque lì per un valore della rosa indiscusso. Ha grande qualità in tutti i reparti ed è un insieme come squadra sotto l'aspetto tattico molto importante. Ha le idee molto chiare e lavora bene nello sviluppo, molto bene, nel possesso palle fra le squadre che ce l'ha più alto, quindi dovremmo essere perfetti nella fase non possesso per non esaltare le loro caratteristiche e continuare a migliorare sulle nostre. Crotone-Catania sarà seguita su Telecolor con diretta stadio, collegamenti dalle 20, commenti da studio e poi più di 3 ore live fino alle interviste finali. In Serie B adesso il Palermo, dopo il pari contro il Frosinone, vede allontanarsi il sogno della promozione diretta a distanza di 4 partite dalla fine. I punti di distacco proprio dal Frosinone e dal Monza sono 4. Rosanero che già iniziano a pensare concretamente invece ai play-off. Marco Gulla. Con la promozione diretta distante 4 punti, il Palermo dopo il pari di Frosinone pensa sempre più concretamente ai play-off come unica porta per accedere in Serie A. Il Monza, che ieri ha vinto contro il Bari, ha agganciato il Frosinone al secondo posto. Difficile pensare che il Palermo nelle restanti 4 partite di campionato possa sorpassare entrambe le formazioni, anche se nel calcio tutto è possibile. Una grande occasione sprecata, quella allo stirpe per i siciliani che nel gioco e occasioni hanno messo sotto il Frosinone, vivo solo grazie al gol di Calò su punizione. Il pareggio di Ranocchia ha comunque legittimato la prestazione dei rosanero. Il palo colpito da Poyampalo nel primo tempo grida ancora vendetta, così come le occasioni non capitalizzate da Rui Modesto e Segre. È stata una partita tosta e fisicamente stavamo molto bene. Abbiamo dato tutto e abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla, per fare gol. Purtroppo il calcio è così, loro hanno fatto un tiro da 25 metri e hanno segnato. Noi siamo stati bravi a recuperarla perché non era facile, peccato perché volevamo vincere, però si guarda avanti perché abbiamo dato tutto. Palermo da domani al lavoro per la partita di sabato al Barbera contro il Cesena. Rosanero che vorranno tornare a vincere, mettere comunque pressione a Frosinone e Monza che giocheranno rispettivamente fuori casa contro Modena e Sampdoria. Questa è l'ultima notizia, il nostro TG Sicilia finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. 1 anno per una colonscopia, nonostante la richiesta di un esame urgente, denunciato un nuovo scandalo nella sanità a Ragusa. L'ASP si difende e sostiene che il caso segnalato non rientra nello screening ufficiale. Gare di tiro al piattello a pochi metri dall'ospedale. Accade a Catania, vicino al Garibaldinesima. L'azienda informa le autorità, ma è tutto autorizzato. Incredulità tra i parenti dei pazienti.
Saranno nominati domani i periti della Procura che dovranno verificare luoghi e mezzi dell'incidente sul lavoro avvenuto a Palermo venerdì scorso, quando una gru è precipitata uccidendo 2 lavoratori. Aggredisce un anziano per rubargli la pensione appena ritirata nell'ufficio postale di Corso Italia a Catania. Arrestato un ragazzo di 23 anni, decisive le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei passanti. I messinesi sono i più felici. Pubblicata la classifica mondiale delle città dove si è più contenti e la città dello Stretto è la prima del Meridione, sesta a livello nazionale. Mara Sant'Angelo si racconta al TG Sicilia. La campionessa di tennis ha vissuto 25 anni a Dubai, dove è stata allenatrice e organizzatrice di eventi. Un mondo che però si è sgretolato con la guerra in Iran. Calcio Serie C, Trapani sconfitto in casa dalla Salernitana. Per i Granata salvezza ormai lontanissima. Il pari di Foggia tiene accese le speranze play-out del Siracusa. Catania domani in campo a Crotone per ritrovare equilibrio e risultato. Ancora ben trovati, la sanità siciliana in primo piano, 11 mesi per una colonscopia, nonostante un referto preoccupante emerso durante uno screening. Rete Civica, articolo 32, punta il dito sull'ASP di Ragusa per le lunghe attese. L'azienda sanitaria però si difende e sostiene che il caso segnalato non rientra nello screening ufficiale e che le procedure non sarebbero state seguite correttamente. Veronica Barbarino. Una colonscopia dopo 11 mesi a seguito di un test di screening risultato positivo. L'ASP di Ragusa respinge le accuse sulle lunghe attese e sostiene che il caso segnalato dalla Rete Civica articolo 32 non rientra nello screening ufficiale e che le procedure corrette non sarebbero state seguite da parte del paziente. L'azienda precisa che quando un test di screening risulta positivo, il paziente viene preso in carico direttamente dai servizi competenti e richiamato per la colonscopia, senza necessità di ricette o prenotazione al CUP. Quanto alla prescrizione con priorità breve, l'ASP ricorda che la normativa consente al cittadino di attivare i percorsi di tutela per ottenere la prestazione entro i tempi istituzionali, una possibilità che nel caso specifico non risulta essere stata richiesta. Ricordiamo che il paziente in questione aveva effettuato 3 prelievi, tutti con stesso esito positivo. Da qui la prescrizione di una colonscopia urgente da parte del medico curante. La Rete Civica, articolo 32, dichiara però che dal 18 marzo ad oggi non è pervenuto alcun segno di riscontro al percorso di tutela. Resta quindi aperto il confronto che riporta al centro il tema dei lunghi tempi d'attesa e dell'efficacia dei percorsi di prevenzione oncologica, aspetto importante ma anche problematico della sanità a Ragusa. E poi succede anche questo, gare di tiro al piattello a 50 metri dall'ospedale. Siamo a Catania, vicino al Garibaldi Nesima. L'azienda informa le autorità, ma è tutto autorizzato. Tonino De Mana. Gli spari a ripetizione, piattelli che si frantumano e colpi che sbattono sul metallo, che genera altro rumore. Non siamo in aperta campagna, ma in piena città. Catania è a ridosso del Garibaldi Annesima. Il poligono itinerante e l'ospedale separati soltanto dalla strada, e la spianata che vedete è esattamente di fronte ai padiglioni che ospitano i malati terminali, oncologici e pediatria. È assordante il rumore che arriva fin dentro ai reparti, che ovviamente disturba riposo e quiete. Dentro la stanza si sentono gli spari. Diciamo che sono stati abbastanza fastidiosi, soprattutto per la degenza e tutto il resto. L'ospedale dovrebbe essere un luogo di cura, ma soprattutto di riposo e di quiete. E di serenità, esatto. Diciamo che un po' le cose non si sposano perfettamente, ecco. Non è il luogo adatto. Stranamente hanno dato l'autorizzazione a fare questo tipo di... Ecco, abbiamo sentito un colpo in diretta. Esatto, sì, l'abbiamo sentito. Lei cosa ne pensa? Secondo me da ogni ospedale non sarebbe il caso di fare un'attività di questo tipo. Un rumore assordante, di metallico, ma chi l'ha autorizzato? Io vorrei capire chi è che l'ha autorizzato. Chi invece arriva in ospedale per far visita è subito attratto dal rumore, che si sente anche durante le nostre interviste. Anche noi ci siamo chiesti che cosa stesse succedendo, poi ci siamo informati e c'è un tiro al piattello, mi pare.
stanno sparando. Vicino a un ospedale, trovo che sia indecoroso. Secondo le nostre informazioni, la direzione sanitaria dell'ospedale Garibaldi Centro aveva già informato le autorità preposte. E adesso torniamo a parlare dell'incidente sul lavoro di venerdì scorso avvenuto a Palermo. Una gru è precipitata e sono morti 2 operai. Saranno nominati domani i periti della Procura che dovranno verificare meglio i luoghi e anche i mezzi appunto utilizzati durante quella giornata. Sentiamo Manlio Viola. Resterà per il momento chiuso il tratto di via Ruggero Marturano a Palermo, teatro del drammatico incidente sul lavoro costato la vita a 2 operai. La procura ha disposto il sequestro dell'intera area e della gru sul cui cestello stavano lavorando il rumeno di 51 anni e il tunisino di 41 rimasti uccisi nella caduta. Le perizie tecniche si devono svolgere in loco, la gru non può essere spostata per il momento, bisognerà capire perché il braccio meccanico si sia piegato lasciando precipitare il carrello con gli operai sulla tettoia del gommista sottostante. Un volo di 10 piani. Sulle transenne che recintano l'area dell'incidente la famiglia del tunisino ha portato fiori ed un lumino. Dujou, così lo chiamavano tutti, lascia la moglie Laura e 2 bambini di 3 e 7 anni. Chiede giustizia e contesta la ricostruzione investigativa in base alla quale suo marito fosse in nero la moglie dell'altro operaio di origine romena. L'uomo di 51 anni lavorava per questa impresa da anni e senza mai un problema, racconta la donna. Ma gli investigatori non trovano traccia di iscrizione dei lavoratori a nessuna delle casse edili e l'impresa non aveva dichiarato l'avvio del cantiere avvenuto 2 settimane fa per il rifacimento dei sottobalconi dell'attico di un palazzo. In realtà, secondo la ricostruzione e la documentazione, l'impresa non dichiarava apertura di cantiere fin dal 2016. Ma le indagini sono appena iniziate, su tutti questi aspetti bisognerà fare chiarezza, cominciando dal posizionamento della gru, forse troppo lontana rispetto all'area dell'intervento, sulle condizioni della manutenzione del mezzo, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sui contratti di lavoro delle 2 vittime. Lunghe code questo pomeriggio sulla A18 in direzione Catania a causa di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio poco prima dello svincolo di Acireale. Un motociclista ha perso il controllo della moto, del mezzo e si è schiantato a terra. Con lui viaggiava un'altra persona. Entrambi sono stati portati in ospedale con un'ambulanza del 118. Nel Palermitano tragico epilogo invece per un 18enne morto tra Misilmeri e Portella di Mare. Il ragazzo guidava uno scooter elettrico che nella notte si è scontrato con un'auto sulla via nazionale. A Catania un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un anziano per rubargli la pensione che era appena stata ritirata. Tra l'altro siamo nel pieno centro della città, decisive le immagini di videosorveglianza ma anche le testimonianze dei passanti. Eva Spampinato. Lo osserva da lontano fin dalle prime ore del mattino. Aspetta, studia i movimenti, non perde mai di vista quell'uomo anziano che si dirige all'ufficio postale. Deve ritirare la pensione. Quando esce dalla posta di Corso Italia a Catania con i soldi appena ritirati, 600 euro, il giovane malintenzionato entra in azione e lo fa con violenza, come si vede dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per l'identificazione e poi l'arresto del ragazzo, 23 anni, già noto per altri episodi. L'aggressione è violenta, improvvisa. L'anziano viene assalito alle spalle e spinto a terra. Il portafogli sparisce. Ma alcuni passanti vedono la scena e intervengono. Il rapinatore prova a fuggire ma inciampa, cade e il bottino gli sfugge. La sua fuga però dura poco perché viene trovato dalla polizia in un negozio del quartiere di San Berillo Nuovo. Nella sua abitazione gli agenti della squadra mobile troveranno i vestiti indossati al momento della rapina di cui si era disfatto. L'anziano guarirà in 30 giorni, per il giovane invece si sono aperte le porte del carcere. Ancora cronaca, una pensionata ottantenne, Maria Giordano di Ravanusa, siamo nella provincia di Agrigento, è morta dopo essere precipitata all'interno della vasca idrica della sua abitazione in via Silvio Pellico. L'anziana era andata a controllare le scorte d'acqua, vivendo in una provincia dove la crisi idrica è perenne, ma è precipitata dentro il serbatoio ed è morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco. A dare l'allarme è stata la figlia che ha chiamato la vicina di casa non riuscendo a mettersi in contatto appunto con la madre.
A Messina erano ripartite le demolizioni dell'ex silos e dell'ex casa della portuale alla stazione marittima, uno spazio destinato a diventare una terrazza panoramica, ma i lavori si sono bloccati e potrebbero essere rinviati, tutto a causa degli uccelli. Sentiamo Francesco Triolo. La ripresa delle demolizioni dell'ex silos e della casa del portuale, lo spazio da riqualificare adiacente alla stazione marittima proprio di fronte alla Madonnina, rischia di subire una falsa partenza. Avviati i lavori di rimozione della struttura esterna in ferro, gli operai si sono dovuti fermare, tutto a causa degli uccelli migratori. Gli ambientalisti sono sul piede di guerra per i volatili che nidificano sulla torre dei vecchi silos granai e si appellano alle direttive europee. Ma l'abbattimento dell'ecomostro, che occupa parte dell'area retroportuale, già rinviato tra ottobre e marzo, non può subire un nuovo slittamento. Il dossier è sul tavolo del commissario straordinario del comune Piero Mattei, che ha commissionato per domani un nuovo sopralluogo con l'ausilio dei droni per capire se sul tetto delle strutture sono già presenti i nidi degli uccelli. Ma è un altro il numero che fa impressione della stima fatta sulla presenza di topi all'interno degli scantinati della struttura. Circa 400.000 ratti, molti dei quali sono stati già eliminati, ma per debellare l'intera colonia serviranno ancora diverse settimane. Quella zona è destinata a diventare il nuovo affacciamare della città, con una terrazza panoramica sullo stretto e il collegamento con l'isola pedonale del Viale San Martino. Enza Meli è stata rieletta segretaria generale della UIL a Catania. Le persone al centro, ha spiegato nel suo programma. Orazio Longo. Speranza e ottimismo sono le parole chiave del congresso del sindacato della UIL riunitosi al Castello Nelson di Bronte per rieleggere all'unanimità Enza Meli segretaria generale della UIL di Catania assieme alla nuova segreteria territoriale. Le persone al centro, dice la riconfermata segretaria. Diamo inizio a questi altri 4 anni di impegno e di fare una strada insieme che è sempre quella giusta quando riguarda i lavoratori, i salari, gli stipendi, l'occupazione, la sicurezza sul lavoro e tante altre cose. Una dignità che passa attraverso il lavoro nel triste primato di una Sicilia e Catania in particolare che conta troppe morti sul lavoro. Continuiamo a contare le vittime sul lavoro, ieri a Palermo 2 operai e c'è sempre comunque un elemento comune, il lavoro nero, e allora noi per ripartire abbiamo bisogno di lavoro dignitoso. Ma non solo lavoro nell'agenda della UIL. Stiamo chiedendo con forza al governo di intervenire su altri 2 temi importanti, il fisco e la sanità. Sono delle colonne centrali dell'azione della nostra organizzazione sindacale. Questo sarà l'impegno che nei prossimi mesi ci vedrà protagonisti. Pubblicata la classifica mondiale delle città più felici e il risultato premia Messina, che è la prima città del meridione ma anche la 6ª città italiana. Sentiamo. Messina è tra le città più felici d'Italia, a dirlo è l'Happy City Index, un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Istituto francese per la qualità della vita e l'inglese Happy City Hub, che nella classifica 2026 colloca la città dello Stretto al 6º posto a livello nazionale. Un risultato significativo. Messina è la prima città del sud in graduatoria e si piazza al 150° posto del mondo su 250 città analizzate. La classifica, elaborata da ricercatori internazionali, valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori, dalla mobilità alla sanità, dall'ambiente all'economia fino al rapporto tra cittadini ed istituzioni. L'edizione 2026 l'ha vinta Copenaghen, seguita da Helsinki e Ginevra. In Italia, davanti a Messina, ci sono città come Bologna, Parma e Milano, ma il dato più rilevante è proprio il primato nel Mezzogiorno, in un contesto nazionale dove nessuna città entra tra le prime 50 al mondo. Un riconoscimento che fotografa una realtà complessa. Da un lato scrivono segnali positivi sulla qualità della vita urbana, dall'altro un margine di crescita ancora più ampio rispetto ai grandi modelli europei. Messina dunque sorride nella classifica, ma la sfida resta aperta: trasformare questi segnali in sviluppo concreto e duraturo per il territorio. E adesso voltiamo pagina, parliamo di tennis. Abbiamo incontrato la campionessa Mara Sant'Angelo, che ha vissuto 25 anni a Dubai, dove è stata allenatrice ma anche organizzatrice di eventi. Sentiamola. Perché Dubai è diventato un paese talmente importante sia per il turismo che per l'economia anche degli italiani?
perché è una realtà dove ci sono tante opportunità, quindi se sai fare veramente qualche cosa bene, nel mio caso appunto nel settore del tennis, dello sport, degli eventi che io organizzo, lì c'è tanta possibilità perché la gente ha voglia di spendere, anche perché ha una mentalità molto aperta anche verso i turisti che vengono e un mindset di fare sempre le cose al meglio. In questa situazione drammatica io sono stata veramente protetta da Dio, perché 3 giorni prima che la guerra iniziasse mi hanno chiamato per venire ad allenare in Italia. Insomma, una situazione difficile che anche oggi si protrae con il turismo che non c'è, con tante realtà che sono chiuse, con tante persone licenziate. Il governo devo dire che è eccellente perché è un paese comunque sicuro nella drammaticità. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco, non parleremo di tennis ma di calcio perché oggi sono scese in campo 2 siciliane di Serie C, Trapani e Siracusa, e vi raccontiamo appunto come è andata. A tra poco. Bentornati, adesso il calcio, sconfitta interna della Trapani ad opera della Salernitana, Granata in vantaggio nel primo tempo con Celeghin sul rigore, nella ripresa i gol decisivi di Ferrari e Boncori per la squadra campana. Sentiamo Franco Camarasano. Il pari probabilmente non avrebbe cambiato nulla ai fini della classifica per il Trapani, sempre più vicino alla retrocessione diretta in Serie D, ma avrebbe quantomeno premiato la squadra di Totò Aronica che, almeno per tutto il primo tempo, si è preso la scena costringendo Donnarumma agli straordinari, prima su Stauciuk, poi su Celeghin e Napolitano. Nel mezzo, al 22esimo, il gol del vantaggio del Trapani, fallo di Anastasio su Motok e Celeghin che trasforma il calcio di rigore. Ma gli applausi in precedenza erano stati tutti per Serse Cosmi, osannato al suo ingresso in campo dai suoi ex tifosi. Ancora vivo il ricordo in città della finale playoff col Pescara del 2016 per la promozione in Serie A con Cosmi in panchina. Il tecnico campano per l'occasione ha cambiato modulo inserendo Ferraris alle spalle di Lescano. E Ferrari, proprio quest'ultimo, al terzo della ripresa si è inventato il gol capolavoro dell'1-1. Poi la Salernitana è salita in cattedra, Galeotti si è opposto più volte a Ferraris, finché al 94esimo, su un cross di Ferrari, il giovane Boncori ha spinto col petto in rete il gol del 2-1 che ha regalato il successo agli ospiti. Il Siracusa gioca bene, va in vantaggio con Arditi, ma nella ripresa spreca e si fa raggiungere dalla Foggia. Allo Zaccheria finisce 1-1. Play-out ancora possibili, ma azzurri che a sole 2 gare dal termine rimangono in una situazione difficilissima. Marco Petrolito. Il Siracusa accarezza a lungo l'impresa, ma manca per 2 volte il colpo del KO e torna a casa con un pari che lascia l'amaro in bocca. A Foggia finisce 1-1 al termine di una gara intensissima e ben giocata dagli azzurri, soprattutto nel primo tempo. Parte forte la squadra siciliana, subito pericolosa con Frisenna, ma al secondo è il portiere dei pugliesi Perrucchini a dire di no alla conclusione del centrocampista e quindi su un suo colpo di testa ravvicinato. Azzurri che controllano il gioco e che trovano il meritato vantaggio al 33esimo, azione costruita sulla sinistra da Valente, Arditi è decisivo sul tiro di Job dopo una sua sponda e firma la rete dell'1-0. Nella ripresa gli azzurri vanno più volte vicini al raddoppio, ancora con Arditi, ma senza riuscire a chiudere la partita. L'attaccante reduseo ci prova prima al 47esimo con un sinistro che esce di pochissimo e poi al 56esimo con una potente conclusione parata da Perrucchini. Ma alla prima vera occasione è il Foggia a punire la squadra di Turati. Tommasini si rende protagonista di una conclusione potente e angolata che al minuto 58 vale la rete dell'1-1. I pugliesi provano a sfruttare l'entusiasmo del momento e al 63esimo ancora Tommasini sull'errore di Pacciardi impegna severamente Farroni. Il Siracusa nel finale si rende nuovamente pericoloso al 73esimo con Di Paolo, ma Perrucchini para ancora. Dopo quasi un'ora di grande calcio, dunque gli azzurri resta il rimpianto per un successo sfuggito. Un punto che muove sì la classifica, ma non basta. 2 giornate dalla fine per il Siracusa che ora è penultimo, i play-out restano più che mai appesi a un filo. Il Catania invece scenderà in campo domani a Crotone. Viali pensa di schierare fin dall'inizio alcuni giocatori, Quaini su tutti, lasciati fuori però nelle ultime partite. Sentiamo Marco Carli.
Coraggio quando si attacca e quando si difende. La richiesta di Viali per la partita di Crotone è legata a quanto visto col Picerno, una partita che ha insegnato più di altre, dice il tecnico. Le distanze, la capacità di recuperare il pallone velocemente, cosa che era riuscita meglio con Latina e in parte con il Casarano e che ha lasciato a desiderare con i lucani. Idee chiare, sempre a detta del tecnico, e voglia di proseguire sulla linea tracciata dell'elasticità in fase di costruzione rispetto a quella di non possesso, con qualche cambio di interpreti, magari con il rilancio di Quaini, Pieraccini e Donnarumma, con il ritorno di Forte che deve acquisire minutaggio. Coraggio perché serve in questa fase e serve con il Crotone, squadra che in una stagione difficile con l'amministrazione giudiziaria è rimasta comunque lì per un valore della rosa indiscusso. Ha grande qualità in tutti i reparti ed è un insieme come squadra sotto l'aspetto tattico molto importante. Ha le idee molto chiare e lavora bene nello sviluppo, molto bene, nel possesso palle fra le squadre che ce l'ha più alto, quindi dovremmo essere perfetti nella fase non possesso per non esaltare le loro caratteristiche e continuare a migliorare sulle nostre. Crotone-Catania sarà seguita su Telecolor con diretta stadio, collegamenti dalle 20, commenti da studio e poi più di 3 ore live fino alle interviste finali. In Serie B il Palermo comincia a pensare ai play-off dopo il pari di Frosinone, vede allontanarsi il sogno della promozione diretta a distanza di 4 partite dalla fine. I punti di distacco da Frosinone e Monza sono 4. Marco Gulla. Con la promozione diretta distante 4 punti, il Palermo dopo il pari di Frosinone pensa sempre più concretamente ai play-off come unica porta per accedere in Serie A. Il Monza, che ieri ha vinto contro il Bari, ha agganciato il Frosinone al secondo posto. Difficile pensare che il Palermo nelle restanti 4 partite di campionato possa sorpassare entrambe le formazioni, anche se nel calcio tutto è possibile. Una grande occasione sprecata, quella allo stirpe per i siciliani che nel gioco e occasioni hanno messo sotto il Frosinone. È stata una partita tosta e fisicamente stavamo molto bene, abbiamo dato tutto, abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla, per fare gol. Purtroppo il calcio è così, loro hanno fatto un tiro da 25 metri e hanno segnato. Noi siamo stati bravi a recuperarla perché non era facile, peccato perché volevamo vincere. Però si guarda avanti perché abbiamo dato tutto. Palermo da domani al lavoro per la partita di sabato al Barbera contro il Cesena. Rosanero che vorranno tornare a vincere, mettere comunque pressione a Frosinone e Monza che giocheranno rispettivamente fuori casa contro Modena e Sampdoria. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso l'Italia, accentuando gradualmente l'instabilità. Sono previsti forti venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria, possibili mareggiate lungo le coste esposte e anche la pioggia. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica.